In questo momento la nave Vespucci è ormeggiata in mezzo a quelli che sono i 3 simboli di Taranto. Abbiamo il Castello Aragonese, abbiamo il canale navigabile col suo ponte girevole, abbiamo il monumento al marinaio, a cui si aggiunge il Vespucci. Così il capitano di vascello Giuseppe Lai ha descritto l'arrivo della nave più bella del mondo nella città dei due mari. Il nuovo tour mediterraneo ha visto il veliero salpare l'1 luglio 2023, a 20 anni dall'ultima circumnavigazione, per raggiungere 17 città, di cui 15 italiane, e promuovere attraverso il villaggio in Italia le eccellenze del Made in Italy, come ha spiegato l'ammiraglio Vincenzo Montanaro. È un'occasione, direi unica, per poter cementare, rafforzare le relazioni internazionali, la cooperazione con tutti i paesi alleati che sono stati visitati. Considerate che parliamo di 5 continenti, parliamo di 30 paesi e 35 porti. In 8 occasioni è stato organizzato il villaggio in Italia, che ha consentito di in qualche modo esportare il Made in Italy. La settima tappa del veliero sarà unica e irripetibile grazie alla celebrazione dei riti della Settimana Santa. La Vespucci, infatti, proclamata chiesa giubilare, accoglierà le poste in visita agli altari della Reposizione durante il pellegrinaggio dei perdoni del Giovedì Santo. Non ci poteva essere occasione migliore della Settimana Santa con i suoi riti, le sue tradizioni. Ospiteremo una posta dei perdoni domani sera a bordo del Vespucci, quindi è un onore per noi essere qui. Il veliero, ormeggiato nella banchina del Castello Aragonese fino al 22 aprile, accoglierà a bordo i cittadini per le visite guidate dagli allievi ufficiali della Marina Militare. Qui si potrà conoscere infatti la storia del Vespucci, a partire dalla sua nascita nel 1931 come nave scuola, fino ad arrivare all'attività formativa che ancora oggi svolge. È stato un giro del mondo che ha saputo coniugare il ruolo storico di nave Vespucci come nave scuola, come ambiente formativo, con quello altrettanto istituzionale di ambasciata galleggiante. La scoperta dell'arte marinaresca sarà accompagnata dalle tradizionali cerimonie che vengono svolte a bordo del Vespucci, come il primo battesimo del mare per gli allievi e l'inaugurazione del motto "Non chi comincia ma quel che persevera", dedicato a Leonardo da Vinci, l'ormeggio della nave manuale con cime e bastoni nelle aspe e, per finire, la sala timoniera che ospita il capitano di nave per seguire la rotta in mare aperto. Un viaggio che farà conoscere il forte legame che la città di Taranto da sempre ha avuto con la Marina Militare, come ha raccontato il capitano Lai. È una città, Taranto, che è molto legata alla realtà della Marina e le famiglie tarantine donano i propri figli alla Marina Militare, quindi penso non ci sia gesto più bello e significativo nel rimarcare questo legame.